Intanto buongiorno, voglio iniziare dicendovi grazie a voi che siete della stampa, della televisione, per il servizio che fate e che ci permettete di incontrarci, anche se fisicamente non sempre siamo vicini, tra chi ascolta e chi parla. Ecco, grazie perché permettete che anche questo augurio pasquale arrivi nelle case di chi accenderà la televisione o accenderà la radio. L'augurio quest'anno ho voluto prenderlo proprio da questo proverbio africano: aggancia l'aratro ad una stella. È un augurio bello perché normalmente l'aratro, come ho avuto occasione di dire, mesta e rimesta la terra, e tante volte anche i risultati non sono quelli che si desiderano. Siamo sempre là a girare nella solita pignata, come diciamo alla buona tra noi. Però il fatto di dover agganciare alla stella mi obbliga ad alzare il volto, a cercare qualcosa di bello, e bello allora esiste perché le stelle sempre ci sono, e quest'aratro finirà soltanto di rimestare e incomincerà, spinto dalla stella, ad andare oltre e lontano. E credo che di questo augurio ne abbiamo tutti bisogno in vario modo, da chi è piccolo, dai bambini che iniziano la loro vita e incominciano in un mondo un po' particolare, di certo non è il mondo più bello che stiamo offrendo loro, a chi è adolescente ed è confuso, a chi è giovane ed è spaventato perché non sa quale futuro ha davanti, a chi ha pensato di mettere famiglia e poi si sente in grosse difficoltà perché il lavoro manca, perché la casa non c'è, perché anche all'interno della famiglia i rapporti sono saltati. Penso a tutte quelle famiglie che sino a ieri avevano una sicurezza e poi improvvisamente oggi si stanno ritrovando bloccati e fermi perché appunto il lavoro è venuto a mancare, le riserve anche economiche che si erano fatti negli anni precedenti si sono esaurite e davanti c'è il buio. E un pensiero poi va anche agli anziani, questi uomini che assieme alla tarda età, che ha sempre un peso, c'è anche il peso della solitudine. E qua da noi, quando mi capita di andare in giro, vedo che sono tanti gli anziani soli, perché saranno i figli, saranno i nipoti che si allontanano e per loro resta quella solitudine che diventa la malattia più grave. E visto che parliamo di malati, ecco, il pensiero va anche a quella gente che deve non solo lottare, ma avere il peso della malattia e sentirsi offeso dalla malattia nel momento in cui vorrebbe andare avanti, è importante che vada avanti. Ecco, c'è bisogno di una stella, altrimenti si resta fermi, l'aratro si può fermare. Voi potete dire, ma questa sembra una favoletta, ma la Pasqua in fondo non è questo, non è una stella che si accende. Là dove c'era una tomba, improvvisamente avremmo potuto scrivere luogo di morte, ma improvvisamente diventa un luogo di vita. Allora la parola basta non ci può mai essere. Per noi che siamo credenti, ma anche per chi ha voglia di vivere, se dovesse dire basta significherebbe alzare bandiera bianca. La Pasqua è la festa in cui Gesù non dice basta, non si fa vincere dalla morte, la supera e lui è il risorto, è il vincente. Però tutti quei fatti che fanno parte della vita di Gesù sono fatti che ci riguardano. Ci sarebbe da dire: Gesù non lavora da solo, Gesù lavora in società con noi e quello che lui fa per primo, quello che lui dice, è qualcosa che poi passa a noi, affida a noi. Lui è risorto, ha detto che è possibile vincere il buio. Ora chiede, tocca a noi continuare quello che lui ha fatto. È risorto perché ha creduto e ha avuto fiducia in Dio, nel Padre. A noi chiede di avere fiducia in Lui. Lui non racconta favole, non è una bella storiella, è una realtà vera, è un apristrada. È colui che fa per primo i passi,
chiedendo poi a noi di seguirlo. Allora dirci buona Pasqua non è soltanto dire Gesù è risorto, anche, e questo è l'annuncio più importante, ma dire buona Pasqua è dirsi io sono un risorto, io voglio risorgere, là dove c'è morte io voglio seminare vita, dove c'è voglia di dire basta io voglio dire ancora, dove c'è paura io ci metto un po' più di coraggio. E credo che in questa terra davvero c'è bisogno che tutti in coro diciamo abbiamo bisogno di continuare il cammino. Io in questa Pasqua sto pensando tanto ai giovani, a questi giovani che vedo andare via, a questi giovani che tante volte avvicino e sono senza speranza, lo dicevo all'inizio, a questi giovani che sono parcheggiati. Alcune volte purtroppo diventa anche una malattia la situazione in cui ci troviamo perché manca la voglia di cercare un lavoro, di inventarsi un lavoro e allora si aspetta, è meglio andare via e non si sa mai. Ma a me fa paura quest'idea dei giovani che si allontanano perché è una terra che resta più povera, è una terra che non guarda al futuro e non si può vivere senza futuro, senza una stella che brilla. Dire buona Pasqua e regalarci speranza. Ieri sera lo dicevo alla fine della processione e dire ad Agrigento alzati, risorgi, vivi, credici, fa la tua parte. Ma Agrigento sembra un nome un po' vago. Allora è meglio dire agli agrigentini che stanno diventando un po' rassegnati, un po' così, senza speranza, vediamo quello che capita. No, quello che capita dipende da me. Se ognuno di noi fa la sua parte, se ognuno di noi si mette con gli altri e insieme si pensa, qualche idea nuova ci sarà. E probabilmente se tante stelle si troveranno agganciate degli aratri, la terra cambierà, perché quell'aratro non solo aprirà la terra, ma poi senz'altro la si potrà riempire di semi. Insieme inventiamo un Agrigento nuova, un Agrigento vera, un Agrigento bella che ha le radici nella bellezza del passato e quindi ha tutte le carte in regola per guardare avanti. La storia ci ha dato anche un luogo bello che guarda verso il mare, quasi a chiusura di un'Europa, per dire che c'è un mondo nuovo davanti a noi. Ecco, auguri a tutti, auguri a ciascuno, che davvero quella luce che parte dalla tomba di Cristo possa riempire i cuori di tutti di vera speranza, di grande speranza e di forte speranza. Buona Pasqua a tutti.